avanzato stato di decomposizione trovato nel Muson a Mirano. La macabra scoperta questa mattina, impossibile al momento identificarlo, indagini dei carabinieri. Turista 77enne stroncato da un malore in spiaggia, doppio dramma a Bibione, la moglie vede tutto e si accascia a terra, è grave, all'ospedale anche un altro parente della coppia colto da malore. Spaccio e uso di stupefacenti in pieno giorno, situazione insostenibile in via Monti a Mestre. Il presidente della municipalità, Marotta, chiederà alla polizia locale un maggior presidio della zona, dai cittadini la volontà di riappropriarsi della via. Mestre sempre meno sicura, attacco del consigliere PD Paolo Ticozzi al comune dopo la denuncia dei residenti di via Monti, dall'amministrazione solo 11 anni di propaganda. Ondate di calore e siccità, emergenza idrica, la CGA di Mestre lancia l'allarme, il 42% dell'acqua immessa in rete viene persa, appello alle istituzioni affinché intervengano sulle condutture. Sulla spiaggia del Blue Moon al Lido di Venezia è stata allestita una pedana per gare di scherma in riva al mare. Ospite d'onore l'ex schermitrice azzurra Elisa Di Francisca, bagno di folla per foto ed autografi. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei TG di Antenna 3. In primo piano la cronaca con il giallo a Mirano, trovato galleggiare sulle acque del Muson il corpo di un uomo. Al momento del recupero la vittima era irriconoscibile, nessuna denuncia di scomparsa registrata negli ultimi giorni dalle forze dell'ordine. Stava passeggiando lungo l'argine del Muson quando ha visto galleggiare sull'acqua il corpo di un uomo. È stato un cittadino di Mirano ad allertare i soccorsi tra le 6 e le 7 del mattino, intervenuti sulle rive del fiume che attraversa il paese nel tratto all'altezza di via Bastia Fuori. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco di Venezia e dai sommozzatori del 115 di Vicenza. Ci siamo svegliati con questa triste notizia. E purtroppo il corpo recuperato era in stato di decomposizione, per cui non si è riusciti a risalire all'identità della vittima e le indagini sono in corso, verrà fatta l'autopsia. La salma infatti potrebbe essere rimasta in acqua per giorni. L'uomo è stato trovato a torso nudo, senza scarpe e senza nessun documento con sé. Solo l'autopsia, che sarà svolta nelle prossime ore, potrà rivelare l'identità della vittima. Sul fatto indagano i carabinieri. Negli ultimi giorni sul territorio non sarebbero state presentate denunce di scomparsa, ma il raggio delle indagini però non resta confinato solo al territorio di Mirano, perché non è escluso che la corrente possa aver spostato la vittima. Rimane il fatto che una persona non c'è più e questo dispiace, insomma, il cordoglio va alle persone che lo conoscevano e che ancora non sanno che è lui, insomma, questo è un po' anche un piccolo dramma. Ecco, quando avremo più notizie vedremo da farsi. Ed ancora a cronaca con la tragedia che si è verificata oggi a Bibione. Un turista slovacco di 77 anni ha perso la vita colpito da un malore mentre si trovava in spiaggia. La moglie che ha assistito alla scena è stata colta anch'ella da un malore e ricoverata all'ospedale come un altro parente della coppia che si trovava in vacanza con loro sul litorale. Aveva 77 anni il turista slovacco che ha perso la vita mentre trascorreva un periodo di vacanza a Bibione con la famiglia. L'uomo è rimasto vittima di un improvviso malore mentre si trovava in spiaggia con la moglie. I primi sintomi del malore, che poi si rivelerà fatale, si sono manifestati mentre stava facendo il bagno in mare, poco prima di mezzogiorno. Il bagnante è stato immediatamente soccorso. Assieme al personale di salvataggio sono intervenuti i medici del SUEM di Via Maia e gli agenti della polizia locale, del comando accanto al punto di primo soccorso dell'US 4 per l'assistenza e il coordinamento delle operazioni di emergenza. L'elicottero ha calato un operatore con il verricello sulla spiaggia di Piazzale Zenit. Al 77enne è stato praticato un lungo massaggio cardiaco che purtroppo si è rivelato vano. La polizia locale si è occupata di rilevare il decesso. La moglie e un altro bagnante, colti da malore, sono stati soccorsi e trasferiti all'ospedale con il supporto dell'elicottero del 118. Spaccio e uso di stupefacenti in pieno giorno, situazione insostenibile in via Monti a Mestre. Sul posto il presidente della municipalità Marotta, che chiederà alla polizia locale un maggior presidio della zona, dai cittadini la volontà di riappropriarsi della via.
Quando torno di sera adesso prendo sempre le vie principali senza andare nei vicoli, perché i vicoli ormai a volte anche questa zona qua diventa buio ed è pericoloso. Ogni giorno è una battaglia, insomma. Fajar Ali è un cittadino che dal Bangladesh è arrivato in Italia a Mestre nel 2012 per lavorare a Venezia. Era appena adolescente e ora ha una famiglia con la quale abita in via Monti, via che rientra nel quadrilatero tra via Piave, via Cappuccina e via Fogazzaro, al centro della cronaca per spaccio, accoltellamenti e la presenza di tossicodipendenti che alla luce del sole assumono sostanze stupefacenti approfittando degli anfratti dell'ex sede dell'INPS ora abbandonata. Adesso negli ultimi 2 o 3 anni vedo peggiorarsi anche dal punto di vista della sicurezza, molto peggiorato, perché anche tutto il giorno sono sempre là seduti, 5-6, fanno quello che vogliono, bottiglie per terra, birre, lattine, cicche, siringhe e tutto questo sempre là, e poi c'è un caos assurdo e non capisco. Eppure polizia locale qua, che l'altro giorno abbiamo trovato proprio davanti al cancello il pipì umano, vomito, e sono tutte cose che davanti a un palazzo residenziale non è senso della sicurezza, tutto qua. In via Monti anche il presidente della municipalità di Mestre, che con pinze raccoglie rifiuti e sacco nero ha cominciato a ripulire la strada. Vivere una vita dove devi avere quasi paura, devi avere paura di dire a una persona guarda che devi buttare la bottiglietta, la devi buttare nel sacchetto della spazzatura, e comincia a essere una vita eroica. Ci sono problemi di ordine pubblico e di sicurezza. Il fatto che ci siano spacciatori ma anche e soprattutto consumatori tossici che si nascondono qui. Io chiederò comunque alla polizia municipale, alla polizia locale di vedere un attimino, di passare qualche volta in più, magari di sera o di notte. Ad allertare il neoeletto presidente della municipalità la prima firmataria del gruppo di cittadini di Riprendiamoci via Monti per denunciare lo stato di abbandono istituzionale e di degrado della zona. Dal presidente l'impegno a rivitalizzarla. Cercheremo di sviluppare, io cercherò di svilupparlo anche con i nostri consiglieri di municipalità, perché penso che la politica non possa essere solamente quella fatta dai banchi di un consiglio comunale o di un consiglio di municipalità, è anche fare in mezzo alla gente, la gente che vive tutti i giorni quello che dovremmo vivere tutti, una città serena e sicura. Dai cittadini invece l'idea di organizzare eventi per fare in modo che ci si possa incontrare e conoscere tra residenti, creando così un primo piccolo presidio di sicurezza. Proporrò così almeno quantomeno una cena conviviale dove possiamo conoscere di nuovo i nuovi residenti del palazzo. E qua invece tutta la zona è andata un po', vedo tante persone anche dell'est Europa, quindi famiglie dell'est Europa che sono arrivati, un po' di noi bengalesi che stanno comprando in zona, però per quanto riguarda quelle che fanno casini e baldoria non c'entrano nulla con le persone che vivono i palazzi qua. E dopo la denuncia dei residenti di via Monti, il PD attacca le politiche dell'amministrazione comunale che governa la città. Bravo Marotta che va in giro per la città, però sicuramente non risolverà lui la situazione. È uno sguardo disincantato e piuttosto critico quello del consigliere comunale Paolo Ticozzi di fronte alle prese di posizione del neopresidente di municipalità di Mestre Gennaro Marotta sullo spaccio di droga in via Monti e più in generale in città. È quantomeno ridicolo che Marotta scopra oggi, dopo 11 anni di governo del destra-centro in città, la situazione problematica di alcuni quartieri, di alcune vie. È ancora più paradossale che voglia farsi carico lui come presidente di municipalità, e ricordiamo le municipalità col destra-centro sono state azzerate per quanto riguarda sia i denari ma sia soprattutto i poteri della situazione. Ancora una volta la sicurezza è stata un tema portante della campagna elettorale della coalizione che da quasi una dozzina d'anni amministra la città, sostiene Ticozzi, soprattutto a suon di slogan. Noi è anni e anni che chiediamo una presenza sul territorio dei vigili di quartiere. Ben venga se si andrà in questa direzione, poi l'annuncio come al solito è roboante di 200 vigili, il bando appena uscito è per 18. Per Ticozzi non ci sono dubbi che la situazione sicurezza a Mestre è in ulteriore peggioramento e non è più un'emergenza, perché un'emergenza è per definizione un fatto improvviso, imprevisto e
è fuori dall'ordinario. La situazione di Mestre invece è cronica, cioè un problema ininterrotto nel tempo da molti anni e oramai radicato in ampie zone della città. Soprattutto le forze dell'ordine a livello più alto dovrebbero andare a bloccare quei flussi enormi di droghe che arrivano in città e che alimentano un mercato che crea tutti questi problemi. Dall'altro lato bisognerebbe fare un maggiore lavoro dal punto di vista sociale, andando a far sì che le persone senza dimora che usano droghe e che vivono per strada e che creano disagio a tanti cittadini con il loro stare in strada abbiano dei luoghi dove poter andare molto più tempo e che vengano impiegate per fare dei piccoli lavori in modo che possano utilizzare il loro tempo in modo più positivo. Tragedia sulla linea ferroviaria Venezia-Trieste nei pressi della stazione di Quarto d'Altino, dove una persona è morta dopo essere stata investita da un treno. Secondo le prime ricostruzioni la vittima è stata travolta dal treno proveniente da Monaco di Baviera diretto a Roma mentre il convoglio transitava in stazione. L'ipotesi al vaglio degli investigatori è quella di un gesto estremo, ma gli accertamenti sono ancora in corso. Sul posto i sanitari del 118, le forze dell'ordine ed il personale ferroviario per la gestione dell'emergenza. La circolazione ferroviaria è rimasta sospesa per circa 3 ore con inevitabili disagi per i viaggiatori. Dalle 7 il traffico è ripreso con rallentamenti e possibili cancellazioni di alcuni treni regionali, mentre continuano le indagini per identificare la vittima e chiarire l'accaduto. Emergenza idrica. La CGA di Mestre lancia l'allarme. Il 42% dell'acqua immessa in rete viene persa. Appello alle istituzioni affinché intervengano sulle tubazioni. Il Veneto non può più perdere il 42% dell'acqua immessa in rete. Inoltre dobbiamo realizzare molte altre vasche di laminazione, trincee drenanti, invasi e grandi adduzioni. In questa fase di cambiamento climatico non possiamo più permetterci di sprecare una risorsa così preziosa. Con un'estate caratterizzata da caldo intenso e siccità, la CGA di Mestre lancia l'allarme sulla dispersione idrica in Veneto, dove il 42,2% dell'acqua immessa nella rete viene perso. Si tratta di circa 154 litri al giorno per abitante, con un danno economico stimato in 758 milioni di euro. Oggi recuperiamo poco più del 15% circa dell'acqua piovana. Troppo poco per evitare la crisi idrica che ogni estate torna prepotentemente a fare capolino. Per evitare docce spente e rubinetti a secco dobbiamo aggiustare le tubature. Tra i capoluoghi veneti, Belluno registra la dispersione più elevata con il 64,2%, seguita da Venezia al 41,7% e Rovigo 37,4%, mentre Vicenza e Treviso risultano le città più virtuose. La CGA di Mestre sottolinea inoltre che la crisi idrica sta colpendo anche le imprese ad alto consumo d'acqua come i comparti tessile, petrolchimico e manifatturiero. Serve un piano infrastrutturale serio, investimenti immediati e la volontà politica di agire ora, non domani. L'acqua non aspetta i tempi della burocrazia e nemmeno le famiglie e il mondo delle imprese. Sospensione parziale del TAR del Veneto al nuovo calendario regionale per la stagione di caccia 2026-2027. Con un'ordinanza cautelare pubblicata oggi, i giudici hanno bloccato alcune delle regole approvate dalla Giunta regionale lo scorso maggio. Il blocco arriva dopo ricorso presentato da un cartello di associazioni ambientaliste ed animaliste. Nel dettaglio, la decisione dei giudici cancella il via libera alla caccia da appostamento per più di 3 giorni a settimana nei mesi di ottobre e novembre, in 2 casi, per l'allodola su tutto il territorio regionale, per Tordi e Cesene nella provincia di Vicenza. A Chioggia, ora ultimo giorno alla guida della diocesi per Monsignor Giampaolo Dianin, arcivescovo eletto nella diocesi di Gorizia, che nei giorni scorsi ha ricevuto anche il palio da Papa Leone XIV. Domani la presa in possesso della nuova diocesi. Termino questa esperienza come vescovo di Chioggia dopo 4 anni e mezzo, portando con me tanta gratitudine e tanti volti di persone, di storie, di condivisioni. Sono stati pochi 4 anni e mezzo,
però abbiamo lavorato tanto, abbiamo costruito. Ultimo giorno da amministratore apostolico della diocesi di Chioggia per Monsignor Giampaolo Dianin, vescovo di origini padovane che dopo 4 anni e mezzo è stato chiamato da Papa Leone XIV a servire l'arcidiocesi di Gorizia come nuovo arcivescovo. Domenica l'ingresso ufficiale in diocesi alle 16:30 guiderà la liturgia della parola ad Aquileia. Poi, alle 19, la presa di possesso canonico con la celebrazione eucaristica in cattedrale a Gorizia. Tra i concelebranti ci sarà anche il vescovo di Chioggia, Monsignor Claudio Cipolla. Monsignor Dianin ha ricevuto nei giorni scorsi a Roma il palio da Papa Leone, fortemente simbolico, che rappresenta la piena comunione tra gli arcivescovi e la Santa Sede di Roma, il Vaticano e il Santo Padre. Ora mi appresto a iniziare una nuova esperienza con gioia, serenità, consapevole che noi andiamo là dove il Signore ci chiama, con un po' di nostalgia per questa terra e anche con un po' di preoccupazione, consapevole che vado in una realtà come quella di Gorizia, che ha una storia gloriosa, ma che pure sta affrontando tante sfide. Lunedì in diocesi a Chioggia è stata già convocata una riunione che dovrà individuare la figura del nuovo amministratore apostolico della diocesi, in attesa che Papa Leone indichi chi sarà il nuovo vescovo di Chioggia. Sulla spiaggia del Blue Moon, al Lido di Venezia, ora dove è stata allestita una pedana per gare di scherma in riva al mare, ospite d'onore l'ex schermitrice azzurra Elisa Di Francisca, bagno di folla per foto e autografi. In spiaggia una pedana olimpica per tirare di fioretto in riva al mare, un'esperienza unica anche per una campionessa olimpica del calibro di Elisa Di Francisca, che non ha certo bisogno di presentazioni, ex schermitrice azzurra e campionessa olimpica che ha fatto sognare a Londra 2012 nel fioretto, sia nell'individuale che a squadre 2 medaglie d'oro, 7 titoli mondiali e 13 europei all'attivo. Ospite d'onore sulla spiaggia del Blue Moon al Lido di Venezia, Elisa ha incontrato e sfidato i circoli di scherma della città e della provincia e soprattutto ha regalato a tutti un sorriso, foto e autografi, oltre a preziosi consigli. Le medaglie sono frutto di sacrifici, qualcosa di sacro, no? Che fai per un obiettivo importantissimo. Per quanto riguarda me, la scherma mi ha dato regole, mi ha dato un obiettivo, mi ha dato la possibilità di credere in me stessa e di arrivare dove volevo arrivare. Possiamo dire anche che in un certo senso la scherma mi abbia salvato. Tanti aneddoti e curiosità. Elisa non ha nascosto la sua emozione per una location unica mai provata prima. Tra i presenti, oltre all'assessore comunale allo sport Meggetto, anche il delegato CONI della provincia di Venezia, Piero Rosasalva. La scherma in Italia sta andando benissimo, sta facendo ottimi risultati, ci sono giovani che stanno veramente portando lustro a questo sport e niente, non vedo l'ora di iniziare. Un bacio a tutti. Una super giornata di sport a Venezia Spiagge tra scherma e un torneo di pallavolo, come ha raccontato entusiasta il presidente di Venezia Spiagge, Pierluigi Padovano. Dobbiamo essere tutti molto grati a Venezia Spiagge per aver organizzato questa bellissima iniziativa e il CONI, che io ho l'onore di rappresentare qui oggi come delegato provinciale, è perfettamente consapevole dell'importanza di portare lo sport in mezzo alla gente. Ed è tutto da Venezia per questa sera, grazie per essere stati con noi. Come sempre dopo la sigla l'appuntamento con il nostro meteo e le previsioni del tempo sul nord-est. Arrivederci.